Ancora pochi giorni e Castelfranco avrà il suo nuovo sindaco o sindaca. I cittadini sono chiamati ad esprimersi al ballottaggio che vedrà di fronte il centrosinistra di Maria Ghimenton, alleata con Daniele Manente, e il centrodestra di Luca Pozzobon. I seggi rimarranno aperti nella giornata di domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Ecco le prime cose che, se eletti, gli aspiranti candidati faranno per la loro città. Cercheremo di trovare appunto quello che deve essere l'inizio insieme di questo percorso, perché vogliamo farlo insieme, vogliamo creare una squadra che sia forte, unita su quello che è il bene di Castelfranco, quindi capire all'interno della macchina comunale come potenziare tutta l'energia che c'è, vedere quelli che possono essere magari anche le cose da migliorare, pensare anche a collegamenti di Castelfranco con le città vicine per trovare una nuova sinergia. La prima cosa che farò è puntare su almeno 3 azioni, che è quello di rivitalizzare il centro storico, non solo la piazza ma proprio il centro storico, lavorare sulla cultura, sulla sicurezza e poi su quel tema che continuo a spiegare sulla famiglia, sulle attività sportive, sui giovani e sugli anziani. Questi sono i temi principali.